Cari sportivi siciliani, ben ritrovati con una nuova puntata di Penalty. Oggi una versione assolutamente diversa dal solito, siamo in onda la domenica, ma in via del tutto eccezionale. Questa settimana in onda invece il lunedì. A tal proposito voglio ringraziare come al solito la testata giornalistica di Video Mediterraneo che ci ha dato questa possibilità di andare in onda anche questa settimana. Vogliamo anche ringraziare naturalmente la straordinaria opera della squadra tecnica che ieri ha permesso una trasmissione straordinaria che è stata l'infiorata di Noto con il grande successo, grazie anche alla presenza di Salvo La Rosa e di Sara Donsuso. Oggi un'edizione particolare, non potevamo mancare amici sportivi siciliani perché dobbiamo raccontare quello che è successo tra sabato e domenica, playoff importanti, Coppa Italia sia per quanto riguarda la prima categoria che per quanto riguarda anche il campionato di promozione. Avremo dei collegamenti, avremo anche degli ospiti che tra poco vado a presentare perché prima devo giustamente dare il benvenuto al nostro Antonio Lapisarda. Ciao Antonio. Buonasera Ettore e buonasera agli amici da casa. Ti hanno messo la Coppa Italia di prima categoria qui, la squadra che l'ha vinta è lo Sporting Eubea e siamo contenti di ospitare questa bella Coppa che è un po' il compimento finale della stagione. Sì, un risultato importante di questa squadra, una Coppa bella con tantissimo tricolore che spero ci porti fortuna quest'estate magari con gli europei. Bene. Devo fare i complimenti, è una bella Coppa che è frutto di tanti sacrifici. Assolutamente, tra poco sveleremo quanti sacrifici sono stati fatti. Esattamente. Bene, perché prima devo salutare naturalmente la nostra Federica Di Benedetto, la nostra penaltina di turno. Ciao cara Federica e ben trovata di lunedì. Ciao Ettore, buonasera e ben ritrovati. Bene, allora vado subito a presentarli i nostri ospiti perché sono stati protagonisti di una domenica particolare. Subito il mister di questo grande successo, Samuele Costanzo, allenatore dello Sporting Eubea. Ciao Samuele, ben trovato. Buonasera a tutti. Beh, è su tutti una figura importante, quella del presidente che ci ha creduto forse più di tutti a questo grande successo perché l'accoppiata non è mai facile, campionato di prima categoria e soprattutto vittoria in Coppa ieri contro il Lascari. Parliamo di Ivan Lo Greco. Buonasera Presidente. Buonasera a tutti. Successo importante. Come è stato recepito questa grande vittoria in paese? Il pubblico di Ligo di Eubea ci ha seguito per tutta la stagione. Ieri è stata, diciamo, la ciliegina sulla torta di un'annata straordinaria. Straordinaria. C'è stato un momento durante questa stagione in cui avete pensato di abbandonare il progetto Coppa e puntare solo sul campionato? Oppure poi alla fine siete andati talmente bene su entrambi i fronti che avete pensato di fare questa accoppiata? Noi in campionato, avendo avuto comunque durante l'arco della stagione sempre un margine importante rispetto a quelle che erano le inseguitrici, sì, ci siamo giocati anche le partite di Coppa sereni di mente e con la consapevolezza che comunque... Una semifinale tra l'altro con uno svantaggio della partita d'andata quasi impossibile da recuperare, però invece ce l'avete fatta. Diciamo che la parte di questa Coppa l'abbiamo vinta lì, a Balestrate. È vero. Mister, un successo che premia comunque tanti sacrifici, tanto lavoro, approfondiremo sempre di più questo discorso nel corso della nostra puntata, però la prima emozione ce la devi subito raccontare. Ma l'emozione è infinita perché stiamo parlando di un qualcosa che rimarrà nella storia del calcio, perché pochissime società riescono a vincere un campionato e a vincere la Coppa di appartenenza, quindi stiamo parlando di storia calcistica, quindi se non si parla di emozione o di sensazione sono talmente tante che uno non può trovare manco l'aggettivo giusto. È vero, è vero. Tra l'altro questa Coppa, hai detto bene Antonio, questo tricolore primeggia e devo dire che la nuova stilizzazione che hanno realizzato simboleggia veramente un successo pesante, importante, che durerà nel tempo, credo. Sì, sicuramente sono dei ricordi che difficilmente potrai archiviare, perché comunque ti rimarrà sempre. La vittoria è un qualcosa che non è facile, non è scontata, quindi quando la raggiungi e soprattutto sai che dietro a una vittoria c'è il sacrificio, c'è il lavoro, c'è passione. Tanti allenamenti notturni con il freddo, diciamolo, perché nei dilettanti è questo, sì, soprattutto questo. Allora Antonio, il successo dello Sporting Eubea è stato importante in prima categoria, ma sottolineiamo anche il successo del Belpasso nel campionato di promozione con la vittoria di Coppa contro il Casteldaccia. Esatto, era la partita clou di questo campionato promozione, oltre a quella del
Real Avola contro lo spareggio Inter-girone che vi era tra il girone C e il girone D. Canicattì Real Avola, che si è giocato a Scordia. E io sottolineo una cosa, la grande difficoltà, il grande tasso tecnico che c'è stato quest'anno nel campionato del girone C di promozione. Ma io voglio fare un passo indietro, perché anche in prima categoria devo dire che quest'anno il tasso tecnico è stato di grande levatura, a prescindere dal fatto che molte squadre hanno ampiamente superato le loro dirette avversarie già da parecchie settimane nella parte finale. Vero. Però il tasso tecnico era sempre comunque molto, molto sopra la media, o sbaglio Simone? Diciamo che il girone di Siracusa io non lo avevo mai disputato e non lo conoscevo, però ci sono realtà importanti come Modica, come Vittoria, come Ragusa, come lo stesso il Florida, perché non ci dimentichiamo che ha fatto la squadra. All'inizio il Florida sembrava una squadra che faceva paura. Il Solarino stesso, quindi diciamo che era un campionato equilibrato, anche perché si nota, se vediamo la classifica, che dalla seconda alla terz'ultima c'erano giornate che c'erano 2 punti, 3 punti di distanza, è vero, quindi un campionato molto equilibrato. Allora vedremo anche le immagini di questo grande successo, però siccome siete ancora nel gruppo prima categoria, prima dobbiamo parlare della Serie D, dell'eccellenza e della promozione. E mi collego subito sulla vittoria straordinaria del Siracusa, lo abbiamo già detto la scorsa settimana, vittoria importantissima. Anche se in questo weekend non è andata molto bene. Guarda, la pool scudetto, io credo che sia la pool della vacanza. Intanto è andata male perché hanno preso un poker. Hanno preso un poker in casa, tra l'altro, contro una prima di Viterbo. La prima sconfitta al De Simone. Infatti. Quindi diciamo che è stata magari una batosta, sì che gli è successo di tutto, perché subito Sottile espulso, poi al 41esimo rosso per Catania. Sono cose che all'interno di una gara ci possono anche stare, però pesano tanto. Pesano tanto, secondo me hanno già dato addio anche al discorso pool scudetto, proprio perché sarà difficile poter recuperare. Pensi che magari pensano un'eventuale Lega Pro tutta più siciliana delle altre volte. Infatti. Una battuta con i nostri ospiti. Presidente, questo Siracusa che insomma veniva dal campionato di Serie D con i pronostici a suo favore, però poi dopo doveva vincerlo questo campionato. Sulla carta partiva sicuramente avvantaggiata rispetto a tante altre squadre, però poi partita dopo partita ha dovuto sudarselo questo successo. Conosciamo benissimo quello che è il valore del Siracusa, il blasone nel calcio credo nazionale, non solo a livello regionale. Partiva con i favori del pronostico sicuramente, però il calcio insegna che i campionati si vincono giocando, lottando, sudando, ci sono anche gli avversari, e credo che poi alla fine la vittoria sia è vero. Mister, ma secondo te questo campionato ha detto una cosa su tutti? Il Siracusa sicuramente una spada sopra tutte, e poi tutte le squadre campane, a parte un po' il Due Torri che ha cercato, a dimostrazione insomma che in Sicilia soffriamo, a parte qualche importante società insomma, per vivere le zone alte di una classifica. Ma diciamo che in Campania c'erano delle realtà importanti come la Cavese, che comunque veniva da un campionato di Serie C ed è una piazza importantissima dove ha fatto la sorpresa calcio. Anche Frattese. La Frattese. Diciamo che in Campania, come in Sicilia, il calcio è molto sentito, anche nelle piccole città ci tengono e soprattutto a far bene. Poi il campionato di Serie D è un campionato strano perché ci possono essere delle sorprese, poi ogni partita non è mai scontata e mai sicura del risultato, perché abbiamo visto che quest'anno il Siracusa vinceva lo scontro diretto ma perdeva punti. È vero, con qualche squadra che magari doveva disperatamente salvarsi, perché ogni partita diventava sempre molto difficile. Tra poco vedremo una bella clip così che riassume i festeggiamenti di Siracusa. Tu sul Siracusa che cosa hai da dire? Che comunque alla fine il prossimo anno, certo, sarà in Lega Pro, ma bisogna programmare. Certo, sicuramente bisogna programmare la squadra, bisogna programmare, magari dare conferme per la guida tecnica, dobbiamo capire quale sarà il futuro di Sottile. Quindi sì, ma tu sai benissimo che qualcuno diceva che i contratti sono fatti per essere sciolti, quindi
Quindi tutto è possibile, ancora nulla di scontato, ovviamente fino a quando non si comincia con una programmare subito la preparazione, non possiamo sapere di sicuro. È una società solida e Siracusa venderà cara la pelle nel prossimo campionato di Lega Pro, che sarà un bel campionato tra siciliane. Molte siciliane. Presidente, però è anche vero che Sottile meriterebbe già ampiamente una conferma, perché assemblare giocatori che vengono comunque dal campionato di promozione con qualche ritocco importante di Serie D non è mai facile, perché arrivi in un ambiente dove si vuole tutto e subito. Io credo che Sottile abbia fatto veramente un lavoro meraviglioso. Assolutamente, secondo me Sottile già da giocatore sapeva il fatto suo, e dimostrava comunque che quello sarebbe stato il suo futuro, fare l'allenatore, un allenatore eccezionale, preparatissimo, che secondo me meriterebbe anche più della Lega Pro. D'altra parte col Siracusa ci stava quasi riuscendo a portarlo in Serie B, per cui adesso probabilmente in società penseranno veramente di organizzare un team importante, perché il prossimo anno la Lega Pro sembrerebbe quasi una Serie B, diciamolo pure, tra le siciliane, Messina, Agrigento, che credo possa sicuramente dire la sua, ma soprattutto il Catania, dove insomma un po' tutti noi speriamo possa veramente risollevarsi definitivamente dalla sua crisi che da 3 anni attanaglia non soltanto la società ma soprattutto i tifosi. Concordo. È vero. Mister, tu cosa cambieresti nel Siracusa per la Lega Pro? Ma io non conosco il livello tecnico, conosco qualche giocatore perché ho avuto anche il piacere magari di... Tu credi che l'ossatura della Serie D possa essere sufficiente? Non tutto, secondo me, perché comunque sono 2 campionati diversi, però il gruppo è importante, cioè un gruppo che ha vinto, che sa cosa significa soffrire, sa cosa significa guadagnare questa vittoria, secondo me, mantenendo l'ossatura giusta. E naturalmente... Attenzione, perché questa discussione la si faceva lo scorso anno, perché l'ossatura dell'Agrigento, che poi è salita appunto in Lega Pro, poi si è smembrata e si è trasferita a Siracusa ritornando a vincere, quindi non vorrei che succedesse anche a Siracusa una cosa del genere. Io spero no, però dico è importante mantenere un gruppo, secondo me, che già sa cosa significa lottare per quella maglia, sa cosa significa giocare per quella maglia. E poi qualche giocatore di esperienza fa sempre comodo, no? Baiocco su tutti, che a 40 anni ha trascinato anche quest'anno una squadra di calcio e giocando sempre a grandi livelli. Allora, tu non sei di Siracusa come Jenny, per cui insomma tifi relativamente del Siracusa, anche se il tuo compagno è di Palazzola Creide, quindi insomma siamo sempre in provincia. Siamo sempre Ci lì. facciamo i puntini degli altri, non sbaglio Antonio? Sì. Allora, adesso guardiamoci questa clip insomma, per i festeggiamenti di questo Siracusa che approda in Lega Pro. Festa e Lega Pro, posso dire che è uno dei giorni più belli per lei e per Siracusa? Sicuramente sì, e non mi aspettavo tutta questa festa, bellissimo veramente, e grazie a tutta la città di Siracusa. 4 anni dopo ci si riprende quello che avevamo lasciato, siamo di nuovo in Lega Pro? Sì, è stata un boccone amaro e stasera secondo me tutta Siracusa merita di essere tornato in Lega Pro. Abbiamo riregalato la Lega Pro a questa città che lo merita, poi vedremo. Grazie a voi. Una stagione lunga, una stagione di sofferenze, però adesso è il momento più bello perché Siracusa può festeggiare dopo 4 anni il ritorno in Lega Pro. Io devo dire una stagione bellissima, per ciò che mi riguarda sono trascorsi 11 mesi dal mio arrivo a Siracusa e ho dei ricordi straordinari. L'affetto della città e della gente è incredibile, che è la cosa più bella, e poi la dimostrazione che il gruppo e la forza del gruppo possono veramente arrivare a dei traguardi seri, importanti e soprattutto costruttivi. Una stagione partita forse non benissimo, ma quello che conta poi alla fine della lunga corsa è il risultato, e adesso possiamo veramente dire che il lavoro di Simona Marletta e il lavoro della società ha pagato. Il lavoro di tutti, non solo il lavoro di Simona Marletta. Io sono abituata a pensare che si deve necessariamente, per guardare al futuro e alla programmazione, immaginando e pensando che si deve necessariamente fare lavoro di squadra. La squadra non è solo quella che scende in campo, ma anche quella che lavora dietro le quinte, che con grande collaborazione porta poi
ai frutti che sono secondo me quelli che sono oggi la dimostrazione di tutti, la festa è in questa piazza, per questa città. Our call, we rise and we fall, dancing in the moonlight, don't we have it all? Il tanto atteso Penalty Awards, che anche quest'anno sarà di scena naturalmente in Sicilia, con la presenza dei migliori atleti, dei migliori dirigenti, i migliori tecnici di questa stagione 2015-2016. L'evento si svolgerà presso il centro commerciale Leggineste di Tremestieri e Tenneo, giorno 6 alle 18, ingresso gratuito, ma soprattutto potrete poi vedere tutto l'intero evento domenica 12 a partire dalle ore 19 nello spazio consueto di Penalty, che così concluderà, credo in maniera assolutamente straordinaria, questa edizione numero 5 in onda su Video Mediterraneo. Vi voglio ricordare che noi siamo in diretta la domenica alle 19 sino alle 21:45. In via del tutto eccezionale, questa settimana, in occasione dell'infiorata di Noto, ci siamo trasferiti ad inizio di settimana, cioè lunedì. Ringrazio anche naturalmente Alessandro Baglieri e la sua compagnia di Dolce Amaro di Notte, che ritornerà naturalmente domani sera puntuale alle ore 21. Siamo ospiti graditi, come penso che insomma sia, no? Sì. Penso di sì. Allora, volevi dire una cosa su questa coppa? Io rimango estasiato da questa coppa. No, è molto bella. Abbiamo detto, Ettore, molto il tricolore simboleggia il senso di appartenenza a una nazione, anche sportiva, soprattutto sportiva. Anche e sportiva. Quindi niente da dire, complimenti anche alla federazione e alla Lega Nazionale Dilettanti. No, perché il Presidente mi diceva che insomma prima la coppa era una coppa un po' amorfa, cioè una classica coppa e nulla più. È molto da calcio a 5. Diciamo che ora dà l'idea di essere una vera coppa nazionale. È vero, quindi è vero. Complimenti a chi sta lavorando anche per questo, perché anche l'immagine fa tanto. Tra l'altro questa vittoria ha portato chiaramente il doppio successo allo Sporting Eubea, ma ha permesso anche all'Ascari di passare in promozione, perché chiaramente voi, avendo vinto il campionato, avete liberato un posto. È contento di questa cosa, Presidente? Insomma, ha dato modo anche ad un'altra società di assaporare il campionato di promozione. No, mi fa piacere per loro, fa più piacere a me Ma aver vinto. Questo fatto che loro hanno perso, insomma, ci hanno pianto relativamente, no? Poi alla fine, perché tanto sapevano che comunque sarebbero andati lo stesso in promozione. Secondo me sì, poi naturalmente in una finale tutti vogliono vincere, però credo che a fine partita devo sottolineare come ci sia stato grandissimo fair play durante la partita. È vero. È stata una tranquilla partita di finale. Alla fine siamo andati anche a salutare i sostenitori dell'Ascari, ricevendo gli applausi, quindi è stata una perfetta giornata di sport come tutti vorremmo. Beh, comunque dire tranquilla partita, una finale di Coppa Italia. Però diciamo, è stata una partita dove magari nessuno, l'assegnazione della Coppa, però entrambi non avevano niente da perdere, quindi sicuramente si è giocato la partita a viso aperto. È stata magari una partita gradevolissima, bellissima anche sul piano sportivo, agonistico. Diciamo che dal punto di vista del blasone, chi vince naturalmente alza la coppa, come giustamente accade. Non è il caso del Belpasso invece, che doveva vincere per andare in promozione, stesso discorso per il Calzeldaccia. Esatto. Per cui insomma lì è stato tutto un altro discorso che poi più tardi il capitano del Belpasso ci racconterà.
Bene, allora, volevi fare tu una domanda, se non sbaglio? Io volevo fare una domanda inerente? inerente alla prossima stagione. Ma già vogliamo anticipare della prima categoria? Loro sono ex prima categoria, quindi ancora c'è tempo. Sì, però vabbè, secondo la me vuoi ci fare sta. subito? Dai, allora, stuzzica, abbiamo fatto un accostamento col Siracusa, quindi il prossimo anno se dovrà avere nuovi giocatori, non nuovi giocatori e così via, allenatore o non di più. Ora qua abbiamo anche l'allenatore, però il prossimo anno come si programmerà questa stagione dello Sporting Eubea? Quando inizierà più che altro? Vabbè, certo, ci mancherebbe. Chi verrà confermato, chi no? Allora, se c'è una peculiarità che ci ha contraddistinto quest'anno è quella di saper programmare, perché noi l'anno scorso abbiamo perso lo spareggio per andare in promozione al 7° rigore. È dura. Contro la New Pozzallo. E quest'anno abbiamo deciso di programmare per bene. Quindi all'indomani di quella sconfitta abbiamo già programmato quella che doveva essere la nostra stagione. E all'indomani di questa vittoria, di questa doppia vittoria? E doveva essere una stagione da protagonista, e così è stato. All'indomani di questa vittoria abbiamo già le idee chiare, sappiamo già come operare e come muoverci, naturalmente confermando il blocco che si è guadagnato la promozione sul campo e anche lo staff tecnico. Naturalmente sappiamo che dobbiamo implementare la nostra rosa con degli elementi di attenzione, perché di parla categoria. già da presidente Sì, ma io volevo... promozione. Ma non avete magari Ti ha anche paura? mentalizzato. Non avete magari paura che lo scalino della promozione dal punto di vista tecnico può essere molto alto rispetto al campionato di prima categoria? Certo che ce l'abbiamo, sappiamo di essere una matricola, ma non per questo siamo battuti in partenza. Giusto. Bene, allora torneremo a parlare dello sport, vedremo anche giustamente le immagini del grande successo di Acireale, perché adesso la nostra cara Federica ci lancia la pubblicità. Oggi non hai risultati da dare, hai soltanto la bella presenza, questa è una cosa bellissima. Grazie. Allora ci lanci la pubblicità e tra poco rientriamo in studio. Sì, esatto Ettore, abbiamo un piccolissimo break per la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale. Siete con Penalty, oggi edizione del lunedì anziché domenicale, ritorneremo comunque il prossimo weekend ancora una volta in onda la domenica a partire dalle ore 19 e ci prepariamo sempre di più naturalmente al Penalty Awards, all'evento di giorno 6 presso il centro commerciale Le Ginestre di Tremestieri e Teneo, dove tutti siete invitati, ingresso gratuito, ci sarà il meglio del calcio siciliano, verranno premiati i migliori tecnici, i migliori dirigenti, i migliori atleti anche del campionato di promozione, di eccellenza, di prima categoria, ma soprattutto da quest'anno anche gli atleti e i dirigenti e i tecnici del calcio A5. Quindi ricordate, centro commerciale Le Ginestre, Tremestieri e Tenneo, alle ore 18 se volete assistere all'evento, e poi se eventualmente non potete venire a Tremestieri e Tenneo, comodamente seduti in poltrona, giorno 12, domenica 12 a partire dalle ore 19. Allora, parliamo di eccellenza, perché si sono svolte le due semifinali interregionali, esatto. Due squadre importanti, due colpacci. Il primo della San Cataldese, che è andata a vincere addirittura contro una squadra importante, la squadra di Sorrento, la seconda squadra di Sorrento, e addirittura la Leonzio, che ha vinto a San Giorgio a Cremano. Colpaccio nel finale con il rigore di Fascetto, infatti, che ha portato questa squadra a sognare fra 7 giorni. Perfetto, infatti, però prima dobbiamo parlare della San Cataldese. Sì. Allora, facciamo vedere subito delle immagini, perché insomma San Cataldo si è un po' trasferita in un certo senso a Sorrento. Infatti guardate un po' cosa è successo. Hanno vissuto un pomeriggio di festa, grande tifo sia prima per le strade di Sorrento, bellissima cittadina campana, e poi anche nelle tribune. L'affluenza è stata considerevole, quindi il miracolo già di portare tanta gente a Sorrento, San Cataldo l'aveva già compiuto, il secondo l'ha fatto poi appunto addirittura andando a vincere contro appunto la squadra del Sant'Agnello di Sorrento.
Allora, abbiamo adesso in collegamento il mister, perché ci deve dire che cosa è successo veramente, se vi siete insomma preparati bene per questa partita. Credo di sì, perché effettivamente andare a vincere questi incontri in maniera così netta, perché stavano addirittura sul 2-0, non è mai facile. Diciamo che fra 7 giorni non sarà una passeggiata. Assolutamente, però parti leggermente avvantaggiato. Poi hai un risultato importante ottenuto fuori casa. Abbiamo il mister Rosario Marcenò di San Cataldo. Mister. Salve, buonasera a tutti. Buonasera Rosario. Allora, intanto ho saputo che siete rientrati tardissimo nelle mattinate di oggi, per questo non sei qui, però mi hai promesso che prestissimo verrai a trovarci nei nostri studi. Siete ritornati, però il viaggio di ritorno è stato allegro, spensierato, perché tornare a casa con un bel risultato di 3-1 non è da tutti. No, sicuramente, è stato un lungo viaggio di ritorno, però ce lo siamo fatti col sorriso, perché è stata una bellissima partita contro un avversario di categoria superiore, però ieri i ragazzi hanno fatto una partita stupenda, forse la migliore prestazione stagionale, perché contro questo Sorrento solo così si poteva riuscire a fare il risultato. Certo. Senti, ma questa squadra campana, diciamolo pure, partiamo un po' con i favori del pronostico. Voi siete anche partiti con qualche defezione tecnica su tutti, il vostro attaccante di punta, Sciluffo, però alla fine probabilmente avevate più fame, come ha scritto anche oggi il quotidiano La Sicilia. La differenza l'ha fatta questa ieri, perché sul piano tecnico e sul piano soprattutto atletico e anche di esperienza non c'è paragone. Il Sorrento è formato da giocatori che hanno militato in Serie C, che hanno vinto campionati importanti in Serie C, Scarpa su tutti, e non era facile. Non era facile. Abbiamo messo in campo quelle che sono le nostre armi, che sono la voglia, la fame, la grinta. Forse non ce l'aspettavano, forse ci hanno sottovalutati, però in campo ce la siamo giocata a testa alla pari fino alla fine, portando a casa questo risultato che per noi è importantissimo, che non ci garantisce niente, perché sappiamo che domenica verranno giusto, qua giusto. Non verranno a passeggiare, ma piedi per terra, Rosario, piedi per terra. Nell'orgoglio sicuramente, Certo. Sono stati colpiti, e quindi sappiamo che domenica ci aspetterà un'altra battaglia e ancora non c'è niente di deciso. Però è anche vero che domenica giocate in casa e il vostro pubblico, se vi ha seguito a Sorrento, credo che insomma vi seguirà in maniera forte anche in casa, No, su questo non sono sicuro. Ieri è stato uno spettacolo vedere così tanta gente a Sorrento, ci siamo sentiti a casa ieri, in festa dal mattino fino a poi quando è finita la partita, e sappiamo che domenica a San Cataldo ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, che sarà veramente il nostro 12° uomo in campo e ci darà quella spinta per compiere un altro impresa. Chiaramente. Antonio vuole farti una domanda. No, intanto mister, complimenti, perché la squadra Giusto. con il risultato di ieri non si può che fare i complimenti. Volevo dire soltanto come lavorerà durante la settimana nello spogliatoio in vista di questa partita fra 7 giorni, considerando che la palla è rotonda, quindi come diceva Trapattoni, non dire gatto se non ce l'hai sul sacco. Giusto. Come preparerai questa settimana? Questa settimana sicuramente il lavoro verrà fatto soprattutto mentale. Io ho una squadra di giovani, i giovani si esaltano quando le cose vanno bene o dopo una prestazione come quella di ieri, però possono anche sbagliare poi la parte successiva. Però dei ragazzi intelligenti che si sono sudati anima e corpo per arrivare fino a dove siamo arrivati, e non ci possiamo fare scappare questa occasione, che per la Sanaldese è qualcosa di storico, è qualcosa di importantissimo. Senti, sì. Parliamo di una cosa che riguarda un po' il futuro. Io credo che andrà molto bene domenica. A questo punto sognare è lecito, no? Sognare sicuramente è lecito, però fortunatamente siamo delle persone che non viviamo niente con nessun accanimento, e come abbiamo fatto tutta la stagione prepareremo tutto con i piedi ben saldi a terra e con l'umiltà che ci contraddistingue, perché sappiamo che ogni partita per noi equivale a una finale.
È vero, è vero. Bene, allora a questo punto un in bocca al lupo, soprattutto buon lavoro, perché sarà una settimana, come hai detto bene tu, intensa dal punto di vista mentale, non tanto dal punto di vista fisico, perché ormai quello che è stato fatto è fatto. Dal punto di vista tecnico conoscerai ancora meglio gli avversari, quindi avrai probabilmente in mente, chissà, una tattica un po' diversa rispetto a quella che hai insomma avuto ieri. Sicuramente mi aspetto che la partita sia completamente diversa. Verranno loro qua sicuramente perché devono vincere, quindi rischieranno fin dai primi minuti e quindi dobbiamo essere bravi soprattutto nell'atteggiamento e interpretare nel migliore dei modi la partita, perché lo ripeto, hanno gente che da un momento all'altro possono fare gol e quindi ci vorrà una grandissima seconda come quella di ieri. Perfetto, allora in bocca al lupo, buon lavoro e ci sentiamo domenica prossima. Grazie, una buona serata. Un saluto naturalmente anche a tutto, a tutta la splendida cittadina di San Cataldo che ci segue in maniera... Sicuramente il mister in sintesi vorrà dire che la chiave di volta sarà l'alta concentrazione. E infatti adesso la domanda gliela facciamo all'altro mister, in questo caso... È d'obbligo. Appunto Samuele, ma a questo punto come fai a preparare una partita sapendo che hai vinto fuori casa 3-1? Guarda che bisogna fare un lavoro mentale non di poco... Non è facile. Non è facile. A me quest'anno è capitato di prepararla viceversa. Abbiamo perso 4-0 in casa. La semifinale. E quindi l'ho preparata in maniera diversa. Hai lavorato solamente. Ma sul lì, corpo e sul fisico relativamente. Sai che devi essere sempre sul pezzo, dal primo all'ultimo. E là è importante l'approccio. Far capire all'altro che sei vivo, che per conquistarti la vittoria lì ne devi fare tanta, tant'è che si invendono 4 tiri da fuori area da 40 metri, e lì al massimo... però in questo caso San Cataldo gioca in casa, insomma dovrebbe essere aiutato anche un po' dal suo pubblico, che in casa è veramente quasi un 12° uomo in campo. Ma poi San Cataldo vive, una piazza io leverei il quasi, è sicuramente il 12° uomo in campo, come è stato in fondo anche da voi a Licodia Ubea, perché insomma ho visto delle immagini, delle foto, sembrava uno stadio stracolmo, magari è un po' limitata la tribuna, che il paese fa 3.000 abitanti, quando ne porti 500, 300 già sono... Porti mezzo paese allo stadio. A proposito di stadio, Presidente, vabbè, una battuta che poi insomma concluderemo quando sarà insomma il momento di parlare del Licodia di prima categoria, ma è vero che state pensando di ristrutturare insieme al Comune il campo? Allora, stiamo pensando a degli interventi sullo stadio Franco Vassallo che ci permettano di utilizzare... È omologato per la promozione? Il terreno di gioco è omologato per la promozione e ora stiamo lavorando in sinergia con l'amministrazione comunale per sistemare un po' la tribuna, renderla agibile e più accogliente possibile. Bene, visto come si danno da fare a Licodia Ubea, è un paese che sta crescendo insieme alla squadra, perché sono tutti molto giovani tra l'altro all'interno del gruppo, quindi è la dimostrazione che il lavoro poi alla fine paga. Mi sembra anche giusto, si deve andare avanti per meriti. È vero. Così come paga anche l'intensità con la quale insomma la Leonzio si è trasferita anche lei in Campania, andando a giocare una partita di semifinale difficilissima contro una squadra di grande qualità, il San Giorgio. Allora, possono partire già delle fotografie e tra poco ci collegheremo con il DS Davide Mignemi. Sono fotografie che appunto fanno capire con quanta intensità e determinazione la squadra di Sebi Catania ha giocato questo incontro. Ha vinto 1-0, questo è il rigore decisivo di Fascetto a pochi minuti dalla fine, rigore che ha permesso a questo punto di preparare sempre con la stessa intensità anche la partita di ritorno al Vincenzino Nobile, dove sicuramente il pubblico ancora una volta dirà la sua, così come anche è stato in trasferta, a San Giorgio. Sempre un gran seguito di tifosi anche per la squadra di Lentini. È vero, non c'è che dire, questa è una squadra che merita grandi palcoscenici, sicuramente, perché è una squadra con un grande mole di tifo, quindi è giusto che sia. Tra l'altro giocatori e pubblico hanno insomma legato alla grande veramente, quindi la sinergia è sicuramente positiva. Vediamo un pochettino cosa ha da dire il DS della Leonzio, della Sicula Leonzio, ovvero Davide Mignemi. Pronto Davide? Buonasera Ettore. Buonasera Davide. Allora,
Ti abbiamo messo una fotografia dove insomma si simboleggia con quanta grinta tu vivi la partita, il momento finale della bella partita vinta contro la Ciriale, in cui insomma la tua energia si è sprigionata in un urlo liberatorio quasi. Vabbè, ci sta, ci sta. Poi tu da ex calciatore insomma sai benissimo cosa vuol dire avere vinto una partita difficile come quella di Aciriale, ma soprattutto aver continuato ancora vincendo il sogno di raggiungere questa Serie D. Avete vinto in un campo difficilissimo. Com'è andata? La tua sensazione trascorse quasi 24 ore? Vabbè, intanto quello che sono io a livello emotivo a direttore sportivo sicuramente ve lo può raccontare bene Samuele, che infatti ha sorriso. Era infatti con noi, che mi conosce benissimo. È vero. Niente, ieri è stata una partita molto molto difficile su un campo complicato di una squadra che annovera fra le proprie file dei giocatori importanti, giocatori di categoria, anzi che hanno fatto anche delle categorie superiori. Noi siamo andati là con il piglio giusto, con la verve della grande squadra, con l'atteggiamento mentale soprattutto giusto, come richiedono partite di questo calibro. Certo, tra l'altro siete partiti... No, dicevo, tra l'altro siete partiti abbondantemente prima della partita, quindi avete avuto anche modo di riposarvi ed essere pronti sul campo ieri in maniera forte e concentrati soprattutto, tantissimo. Ma noi, non nascondo a dirlo, non stiamo lasciando nulla al caso, stiamo cercando di organizzarci come si deve. La settimana scorsa, quando il San Giorgio ha avuto la finale playoff sul campo del Caivano, io sono stato lì con ci siamo sentiti in diretta TV, infatti. Ci siamo sentiti in diretta TV, infatti. Siamo partiti venerdì per restare un po' più tranquilli, un po' più sereni durante il viaggio e avere più tempo per riposarci. Poi abbiamo fatto sabato mattina la rifinitura, siamo stati in un centro sportivo di Sant'Antimo che è veramente il top per noi e abbiamo preparato bene la partita e grazie al cielo è andata so bene. Che sei tornato in macchina e non insieme alla squadra, sei tornato con il presidente, il tragitto non è stato certamente breve, chissà quanti pensieri ha detto il tuo presidente su questa partita, ce ne racconti almeno uno? No, vabbè, il presidente, io il rapporto con lui lo vivo giornalmente perché appunto lavoriamo in maniera meticolosa per cercare di portare avanti questa stagione che si sta rivelando dolcemente lunga perché grazie al cielo stiamo arrivando più lontano possibile, chiaramente è contento, siamo giovani, lo è ancora di più il Presidente, in queste occasioni si è felici. Detto questo, ieri è stata una partita che già è andata in archivio, per noi è stata difficile, ma già da oggi si pensa alla gara di ritorno perché quello che è stato ieri praticamente vale poco, queste partite si giocano sui 180 minuti e devi stare con gli occhi ben spalancati. È vero, la concentrazione diventa l'arma vincente, la concentrazione deve essere massima e non può essere altrimenti. Ieri abbiamo incontrato e abbiamo visto la forza di una squadra che non si è data mai per vinta. Abbiamo contrabbattuto coppa su coppa e l'abbiamo spuntata, ma sappiamo che nulla abbiamo fatto. Quindi dobbiamo rimanere attenti, dobbiamo rimanere ancora più concentrati rispetto alla partita di domenica prossima, perché sarà una partita completamente diversa. Assolutamente. Verranno qui e cercheranno chiaramente di vincere la partita e noi dovremmo avere quell'attenzione e quella determinazione giusta per spuntarla. Bene, Antonio Lapisata vuole farti una domanda e poi io per chiudere ne faccio una un po' particolare. Vai. Direttore, intanto complimenti per il risultato, anche se in extremis, grandissimo pubblico, grandissima squadra e società anche. Volevo soltanto chiedere
saranno sicuramente 7 giorni lunghissimi, interminabili, ma cosa si aspetta da questa partita e dalle prossime partite, sperando di approdare in finale? Ma intanto io mi aspetto da quello che sarà la partita prossima, non guardiamo mai avanti perché non ce lo possiamo permettere. Giusto. Dobbiamo rimanere sul pezzo e dobbiamo vivere come abbiamo sempre fatto, con la solita serenità che noi come società e i giocatori insieme allo staff fanno da un anno a questa parte. Poi sappiamo benissimo che l'impegno sarà impegnativo, sarà duro e servirà la migliore Leonzio per puntarla. Ripeto, noi siamo concentratissimi perché la partita di ieri l'abbiamo messa in archivio. La prossima è quella più importante e si ripartirà da 0-0. Giusto. Non ci aspettiamo, non siamo mentalmente preparati a guardare il vantaggio della vittoria di ieri. Si riparte da 0-0 e sarà tutta un'altra storia. Bene. Noi siamo ancora più determinati, ancora più concentrati e ancora caratterialmente più motivati per arrivare ad un obiettivo. Che grinta che hai, Davide, guarda che insomma sei tornato da un mega viaggio, dall'adrenalina 2000, ma vedo che ancora insomma l'adrenalina che hai in corpo non si è fermata. Ma è quella che sento, è quella che cerco di trasferire ai ragazzi ed è quella che i ragazzi attraverso il lavoro del mister hanno avuto durante tutto l'anno. Effettivamente io questa sera avevo invitato Sebi, però dopo un viaggio massacrante mi ha detto ti prego fammi riposare, magari la settimana prossima, quindi sperando che appunto la settimana prossima impegnati perché vi voglio qua in diretta, giocate a Lentini, Lentini Modica non è lontanissima. Sì, ci appronteremo per farci incrociando le dita. Speriamo vada tutto bene. Allora la battuta finale, la domanda finale un pochettino anche per sorridere e sdrammatizzare, perché poi alla fine il calcio è solo un gioco. Volevo chiederti qual è insomma il momento più scaramantico prima della partita, cioè qual è il momento in cui arriva la battuta oppure un gesto scaramantico che la squadra condivide appieno? Se c'è, perché non è detto che ci sia. Ne parli con uno che ti potrebbe fare un elenco. guarda che non sei soltanto tu, io ne avevo tantissimi di gesti scaramantici prima della partita. Allora dico, in questo caso la Leonzio ce n'ha uno? La Leonzio... Se si può dire, se si può dire. Sì, come tutti. Però sono di quelle cose che rimangono custoditi all'interno dello spogliatoio gelosamente perché sono le cose più intime e anche più belle da vivere. È vero. Ho esagerato nel chiedertelo, però sono cosciente che... hai fatto benissimo. Fatelo dire a Samuele. Vabbè, adesso fuori onda poi ce lo dirà però. No, magari se c'era stato qualcuno prima del rigore di Fascetto. No, prima del rigore di Fascetto possiamo immaginare qual è il gesto scaramantico, per cui va bene, ci fermiamo qua. Va bene, Davide, ti ringrazio, un in bocca al lupo. Grazie. Un in bocca al lupo e il buon lavoro anche a Sebi Catania, un buon lavoro a tutto il vostro gruppo che si preparerà a questa grande avventura domenica prossima. Grazie a voi tutti, grazie sempre e se mi è permesso volevo salutare ancora Samuele con cui ci sentiamo spesso e volevo fargli in diretta i complimenti che già gli ho fatto per la Coppa vinta ieri. Allenatore vincente, attenzione, ci è rimasto nel cuore, sì. Davide, allenatore vincente, tu sei un DS, voglio dire, anche se qui mi sta guardando già in maniera un po' strana il presidente giustamente. Però voglio dire, ne parlano bene di Samuele, addirittura Ma Samuele a Lentini è una sorta di istituzione, dovete pensare che a Lentini c'è un club del comando bianconero e fra le gigantografie dei vari grandi giocatori che sono passati da Lentini c'è anche quella di Samuele Costante. Bene. Quindi significa che è una persona di cui si nutre una stima enorme. Guarda, la stima è sicuramente tantissima, tant'è che praticamente l'Ajax credo che non potrà tenere fuori dalle nomination Samuele, perché questa accoppiata per il penalty Edwards è pesante, molto pesante. Va bene, ti ringrazio Davide, grazie salutiamoci tutta Lentini e un in bocca al lupo per domenica prossima. Grazie, un abbraccio forte anche a Sebi Catania.
che preparerà alla grande questa bella partita domenica prossima. Come la vedi, Samuele? Allentini, insomma, Io ho avuto il piacere e l'onore di vincere dei campionati. E quindi, voglio dire, sì, conosci bene il pubblico di Lentini e puoi immaginare cosa succederà domenica. Io spero di andarci. Ho le fasi finali con la scuola calcio al Castalia che staremo fuori 3 giorni. Sì? Se riesco devo. Non puoi mancare a Lentini, insomma, le vecchie glorie, tra virgolette. Il Presidente mi ha guardato storto proprio quando ho parlato di un possibile, insomma, inserimento, chissà, a Lentini di... No, non stiamo facendo... No, non lo so, lo chiedi a me. Stiamo facendo campagna acquisti. Chiedi al Presidente, non lo chiedere a me. Vabbè, no, più che altro per Seppi Catania, ma come dico, stanno parlando di un posto che mi riguarda, ci mancherebbe. Va bene. Allora, abbiamo quindi chiuso la parentesi dedicata al campionato di eccellenza, un in bocca al lupo a San Cataldo e a Lentini, 2 belle cittadine siciliane che gareggeranno settimana prossima nella gara di ritorno per cercare di raggiungere la sospirata finale. Una giocherà con una calabra, una dovrebbe giocare con una pugliese, esatto, per cui non si scontreranno e quindi il prossimo anno, chissà, altre 2 squadre potrebbero andare nel campionato di Serie D e questa è una cosa meravigliosa. E noi ce lo auguriamo per loro, per i sacrifici che stanno facendo, anche negli spostamenti, certo, non dimentichiamolo, certo, quindi certo, ben venga altre squadre siciliane. Bene. Allora ci fermiamo, abbiamo la nostra Federica che ci lancia di nuovo un altro stacco pubblicitario, tra poco poi saluteremo anche Antonio perché arriverà Alessio, però dobbiamo parlare del campionato di promozione. Ci lanci la pubblicità e poi tra poco di nuovo anche in studio con Alessio. Sì, Ettore, abbiamo un altro piccolo stacco per la pubblicità, mi raccomando non cambiate canale, rimanete con Penalty.